Edoardo Raspelli, 5 anni dopo il premio Valerio Ghio Marano Lagunare, si è tornato in Friuli, ma si torni perché sei di origini friulane, di Mortegliano. Sì, mio nonno si chiamava come me, Edoardo Raspelli, era tenente, diventò tenente dei Carabinieri Reali e nacque a Mortegliano, dove io sono andato tantissimi anni fa. Poi siccome io sono molto legato al passato, se vado nei posti che mi ricordano troppo la mia infanzia, la mia giovinezza, mi viene una certa malinconia, quindi preferisco una bella spiaggia, preferisco un buon ristorante, senza andare a cercare troppo negli archivi del passato. Senti, Friuli, sei friulano quindi, Riviera Friulana, cibi e sapori che ti piacciono, ti sono piaciuti di più o che ti ricordi di più di questa terra? Una cosa curiosa che magari non tutti sanno, che a Lignano Sabbiadoro e dintorno, parecchi anni fa, nei 20 anni di Mela Verde, nelle 593 puntate di Mela Verde che ho fatto in questi anni, ho scoperto un'azienda agricola che è specializzata in produzione di coltivazione di asparagi. Mi ricordo, allora eravamo su Rete 4, non su Canale 5, andavo a raccogliere gli asparagi con un furgoncino e nel copione era Raspelli si rovescia per il carico da troppo goloso di asparagi. È stato un po' faticoso, ma insomma indimenticabile. Abbinavi già con un buon Sauvignon? Non mentre la scena, dopo sì, volentieri. Senti, la cucina e i sapori italiani dove stanno andando? Siamo a un buon punto o c'è qualcosa da migliorare, ottimizzare? No, è tutto da buttare via, è tutto da cambiare, perché oramai è tutto non si può dire una brutta parola, ma la fantasia, ma chiamarla fantasia è sbagliato, ha preso piede e quindi ormai i cuochi, anche quelli bravi, fanno delle cose per stupire, non per ingolosire la gente. Quindi trovi la palla di cioccolato buonissima, la mousse piena di mousse, immersa in un bagno di olio extravergine, buono, italiano, tricolore, denominazione di origine protetta, ma repellente se lo mangi col cioccolato. Oppure, tanto per stare sul marino, mi ricordo un piatto che ho mangiato non in Friuli per fortuna, ma in Piemonte, nel mio Piemonte, delle capesante che adoro, avvolte nel pancetto del guanciale, fatte saltare in padella e portate come antipasto in una bagna di crema di liquirizia. Crema di liquirizia vuol dire che era fatta di 2 ingredienti, panna, che io detesto, e liquirizia. La liquirizia c'è anche in tasca, è un grande digestivo come caramella, va bene dopo cena, al posto del whisky fa bene alla salute e va bene anche alla patente, la liquirizia al posto del whisky, ma non datemela con le capesane. Senti, è la comunicazione del nostro settore più amico, che è quello agroalimentare e gastronomico? Come si chiama comunicazione? Allora, quando io vedo un presunto concorso importante mondiale, non fammi dire i nomi, poi dopo mi querelano, sono dovuto andare in tribunale, e che invece non conta niente, pompato come non mai, e trovi alcuni dei più grandi cuochi d'Italia a giudicare degli altri cuochi e in testa hanno vistoso cappello con un marca di grande distribuzione di mediocre elevatura e fanno pubblicità a un tipo di prodotto, chiamiamolo così, industriale, onesto, made in Italy, ma industriale, c'è da mettersi in mano i capelli. C'era qualcuno che ha detto che il giornalismo ormai è, scusate la parola, spero che si possa dire, magari fai tac o marchetta o macchietta. Bene Edoardo, in bocca alle balene, a presto, una Riviera Friulana. Grazie caro Morandini e un saluto a tutti voi, in bocca alle balene. E mandi? E mandi, anzi, mandi. Il sole dell'estate, il sole che sta illuminando la pedemontana Pordenonese, e stiamo salendo con questa Eclipse Cross Mitsubishi appena uscita, ancora da presentare a nord-est, una macchina di 1400 cm3 a benzina, 170 cavalli quasi, adesso non riesco a fare bene il calcolo dei kilowatt, comunque tira, una macchina veloce, un fuoristrada ma una macchina versatile anche sulle strade e sull'asfalto. Si comanda col cambio automatico oppure col cambio qui a palette col sequenziale, per fargli esprimere il massimo delle prestazioni della ripresa e della sua velocità. Siamo arrivati qua a Bivio Castaldia, qui ci sono i ripetitori di buona parte delle televisioni private del Friuli Venezia Giulia e del nord-est. Uno spettacolo, cari amici, e bene, arrivederci al prossimo file di collegamento da questa nostra FBG da scoprire dalla Mitsubishi Cross Eclipse.
Siamo tra i Colli Orientali e il Coglio ad Albana di Prepotto, castello di Albana di Prepotto con l'Eclipse Cross della Mitsubishi, una macchina scattante e veloce, un fuoristrada, ma anche una macchina divertente sulle strade asfaltate, 170 cavalli, 4 ruote motrici, motore a benzina 1400 cm3, tanto sprint e tante regolazioni per potervi divertire su un tipo di fondo, ma anche per potervi divertire a fare velocità con quest'auto. Siamo a Bivio Salla, uno dei luoghi storici del realismo italiano, di là si va a Castelmonte e si va verso Cividale Castelmonte, ecco laggiù sullo sfondo, adesso lo rivedete dopo questa curva, il castello di Albana, che è la nostra meta di oggi, dove presentano le giornate delle dimore storiche aperte, ovvero il pubblico potrà visitare questi meravigliosi manieri. Guardate, sono strade anche amate dai ciclisti, che sono belle per pedalare, per raggiungere dei siti ambientalmente interessanti. Bene cari amici, ci rivediamo su in cima al castello, vediamo un po', forse, eccolo là.
Siamo con il titolare di questo fantastico maniero di Albana, Castello di Albana, che è stato ristrutturato di recente, Gabrici. E cosa raccontano queste mura, queste pietre? Queste pietre raccontano tantissimo, ma soprattutto raccontano l'anima di che cos'è questa regione. Queste sono pietre che hanno visto già dal tempo dei Romani difendere la valle. Sono delle pietre che poi si sono cambiate in castello durante l'inizio del primo Medioevo. Sono delle pietre che poi hanno visto cambiare sempre queste valli, queste zone di confine da austriaco contro veneto, poi dopo friulano, però non ancora italiano, però la prima guerra mondiale fino alla seconda guerra mondiale. Queste pietre raccontano tantissimo della storia di questa zona e hanno una cosa molto bella, questo castello in particolare, che è uno dei pochissimi in tutto il Friuli che è sempre stato abitato, non è mai stato abbandonato, poi ripreso, eccetera. E quindi ha proprio nella sua struttura, proprio anche come è stato mantenuto e tenuto, proprio la sua struttura originale, non è che è stato abbandonato poi ricostruito. E quindi questo è un esempio di costanza e di tenacia, in fondo tutto sommato, di quelli che se ne sono occupati durante tutti questi anni. Quindi è datato il castello quando è stato edificato? La prima menzione su un atto notarile è del 1186, quindi questo vuol dire che esisteva già prima, e in ogni caso ci sono delle tracce di avamposti romani, perché è anche un po' logico, c'è una strettoia di una valle, quindi qualcuno doveva avvistare e proteggere. E poi c'ha l'unico, diciamo, elemento che ha cambiato un pochino la struttura è del 1500, quando ci fu una battaglia tra, diciamo, gli Asburgo e il Gotha contro Venezia, perché Venezia stava incominciando ad andare sempre di più verso le colline e le montagne, anche per, come in Carnia, prendere la legna per l'arsenale di Venezia. E quindi c'è stato quel periodo nel 1500 di queste piccole battaglie, ma non sono andati oltre il castello è rimasto austriaco, e Albana infatti era divisa in due, un'Albana austriaca e un'Albana veneta. Adesso sarà restituito un po' alla comunità, sarà fruibile ai turisti. Questo già è stato più volte messo a disposizione di iniziative locali, come in particolare l'associazione dei produttori di schioppettino di Prepotto. Quello è importante dire schioppettino di Prepotto perché c'ha la DOC, cioè lo schioppettino lo può fare pure in Australia se vuole, ma quello vero col disciplinare è qui di Prepotto. E allora sono tutti amici e vicini di casa e hanno usufruito del castello per fare della presentazione, degustazioni del loro vino, ma anche in collaborazione con il comune abbiamo fatto un evento teatrale con una piccola compagnia friulana di giovani, e quindi è stata data la possibilità di usare gratuitamente questo posto. Ogni tanto, quando sono buone iniziative, soprattutto per i giovani, siamo a disposizione.